Intervistiamo oggi il professor Fabrizio Pezzani dell'Università Bocconi, docente di programmazione e controllo delle pubbliche amministrazioni. Professore, vorrei cominciare dall'attualità, in particolare dal pacchetto sviluppo varato dal governo. Che effetti avrà secondo lei in termini di maggiori investimenti e produttività del lavoro? Ma guardi, più che un pacchetto sviluppo è solo un pacchetto con poco sviluppo, no? Cioè l'impostazione metodologica che non funziona, no? Per cui in realtà lei ha 80 miliardi, di cui 40 dovrebbero essere questi project bond, che in realtà di fatto il governo si trova nella situazione di dover ridurre il debito. Quindi nella sostanza non ci sono risorse finanziarie, va bene? Per cui se 40 miliardi sono affidati all'idea dei project bond che qualcuno dovrebbe sottoscrivere e metterli sul mandate, finiamo sempre nel discorso in un loop negativo per cui ci saranno sempre le agenzie di rating. Il problema di fondo che loro non risolvono è che tu devi decidere una volta per tutte se questo è un paese federale o un paese centrale, un paese dove il 56,1% dei dipendenti pubblici sono delle amministrazioni centrali. Ora, lei deve decidere se stare eternamente in mezzo al guado tra un paese governato con una logica centralista o un paese reale che è fondamentalmente diversificato, perché non può prendere il modello del Veneto e dire la Sicilia si deve sviluppare come il Veneto, evidentemente. Quindi lei deve favorire un processo di sviluppo locale che è la caratteristica del nostro paese. Prendiamo il Veneto. Il Veneto è caratterizzato prevalentemente da un sistema di reti e di piccole e medie imprese. Le aree economiche che hanno tenuto di più nella crisi sono esattamente queste, quindi le reti e il sistema di imprese, di piccole e medie imprese. Ora, noi dobbiamo smettere una volta per tutte di studiare questo paese con modelli che non sono coerenti con questo paese, quindi dobbiamo smettere di dire che le imprese italiane sono troppo piccole per competere sui mercati internazionali, perché il problema è anche vero, ma non è uno slogan in assoluto. Il problema è che noi da 20 anni stiamo studiando questo paese col modello americano, per cui noi dobbiamo studiare questo paese col modello italiano, perché è la nostra storia. Noi siamo un paese che è fatto da gente che lavora con le mani, un paese manifatturiero, per fortuna. E questo paese si è sviluppato con una logica di sviluppo locale, territoriale, quindi che lei ha un patto di stabilità che ragiona solo sui limiti, quindi lei ha un vincolo sui tetti di spesa, ma non li correla i risultati, per cui lei a parità di spesa può avere risultati profondamente diversi. Questo patto non misura i risultati, primo. Secondo, lei ragiona su ogni singola voce di spesa e quindi a canne d'organo quanto vincolo per la cassa, per l'indebitamento, per l'investimento, e se lei vuole gestire bene una famiglia, un'impresa, deve essere in grado di organizzare le combinazioni produttive, come se dicesse a lei per fare i pasti in un anno non può spendere tanto di carne, tanto di pesce, tanto di pane, come fa a fare i pasti? Per cui lei crea una rigidità gestionale pazzesca nel momento in cui lei ha bisogno di elasticità. Questo paese ha avuto un incremento nella crescita quando aveva elasticità. Negli anni 70, quando viene fuori il discorso dello small is beautiful, perché small is beautiful? Perché le piccole imprese in un contesto dinamico sono più rapide, quindi tu non devi dare le risorse, devi creare il contesto perché queste diventano più dinamiche. Poi gli darai le risorse, ma se dai le risorse e li tieni imbavagliate non serve a nulla. L'altro aspetto qual è? Che noi insistiamo anche con quelli del Veneto, con l'Union Camera, eccetera, no? Di andare su una logica di patto regionale. Che cosa vuol dire? Che io il vincolo non lo vado a mettere su Venezia, su Padova, su Rovigo, ma a livello di regione, per cui ho un vincolo di cassa regionale, un vincolo di indebitamento regionale, io do elasticità all'interno del sistema e quindi deve fare in modo che nel Veneto, che comunque lo scorso anno ha avuto una crescita delle esportazioni, perché lo scorso anno il nostro paese ha avuto un incremento in percentuale delle esportazioni superiore alla Germania. Noi non possiamo studiare questo paese come studiamo la Germania, perché la Germania è molto più omogenea, mentre se lei prende la Lombardia e la Sicilia sono due cose diverse. Se lei prende la spesa pubblica per residente in Veneto è inferiore alla barriera. Allora posso dire che mediamente in Italia la spesa pubblica è? Posso dire che mediamente il PIL è? No, lo scorso anno nel Veneto è cresciuto dell'1,5, se va a vedere in Sicilia è cresciuto del meno 0,5, mediamente il dato è quello. Quindi lei deve ragionare non con la logica di un paese uniforme, ma con un paese che è quello che è. Gli investimenti per le infrastrutture sono crollati, ma perché sono crollati? Perché gran parte degli investimenti in infrastrutture li fanno gli enti locali. Ma se tu li strangoli, non li fanno più. Quindi è inutile che tu vada a parlare di project bond quando non consenti all'ente locale di recuperare elasticità.
Qual è allora il bandolo della matassa? Da dove si deve cominciare per ridare slancio all'economia? Primo, si dovrebbe cominciare a definire un patto di stabilità che dia più elasticità alle autonomie locali. Oggi i comuni non hanno più le risorse per fare quello che facevano 10 anni fa, quindi deve trovare, primo, creare delle condizioni per favorire a livello locale delle condizioni che mettano assieme le imprese, le banche e le pubbliche amministrazioni, che siano le infrastrutture, che siano modalità che facilitano l'aggregazione di piccole imprese, che spingano a favorire la costruzione di reti. Prima delle infrastrutture deve creare, favorire l'incentivazione di aggregazione di piccole imprese, favorire la costruzione di reti, perché noi siamo un paese fatto di piccole imprese. Io chiederei che il pacchetto sviluppo, sa chi chiederei che venisse fatto? Dagli artigiani italiani. Chiederei agli artigiani italiani, fatemi voi il pacchetto dello sviluppo, perché questo paese deve ripartire dall'artigianato. I 2/3 del patrimonio artistico del mondo ce li abbiamo in Italia, ma li hanno fatti gli artigiani, perché i Bramanti, i Brunelleschi, Michelangelo erano mica ingegneri e architetti. Quindi noi siamo un popolo di artigiani e l'artigianato, vede, è un lavoro molto particolare, perché è un lavoro diretto, in cui l'occhio, la mano, la materia, la voglia di cambiare, le mantiene la creatività. Il modello federale da lei proposto come può essere realizzato in termini di welfare e di patto generazionale? L'imprenditore che lei vede ha alla base una storia di raccordo forte con il paese. Noi siamo, e lo ripeto con orgoglio, abbiamo gli imprenditori a livello di piccole e medie aziende migliori del mondo. Noi abbiamo i migliori imprenditori del mondo, perché sono imprenditori con un forte senso di rischio personale, non vanno a giocare alla roulette con i soldi degli altri, hanno un attaccamento forte al proprio territorio e hanno un senso di solidarietà. Perché quando lei ha visto il terremoto in Emilia, lei avete visto la solidarietà delle persone. E quel panettiere che lei diceva, io sto qua a fare il pane perché sono l'unico che c'è, mio padre mi ha sempre detto, dai con 2 mani e prendi con una. Quindi dobbiamo riavvicinare i giovani agli anziani. E dove li riavvicini? Se noi abbiamo delle piccole città, io sono di Parma, lavoro a Milano, 10 km sei in campagna, questi giovani possono andare a riscoprire la vendemmia, le scuole a fare la vendemmia, ci vanno assieme, tagliano l'uva, stanno assieme, hanno ricontatti con la natura. Il problema qual è? Che nel mondo urbano, vede, dove prevale l'interesse e il lavoro, lei perde il senso della socialità. Quindi o lei ricrea un turnover, un riciclo fra mondo agricolo e artigianale e mondo urbano, per cui in questo modo lei continua a ricostituire dei valori sociali che nel mondo urbano si perdono. Il rapporto lavoratori autonomi e pubblica amministrazione è difficilissimo, una sorta di selezione darwiniana. Quale può essere una riforma possibile? Noi siamo un popolo che di fronte al problema cosa fa? Di fronte a ogni singolo problema pensa di risolverlo facendo una nuova legge, inasprendo la precedente o facendo un nuovo organo di controllo. Spending review, docet, abbiamo già la Corte dei Conti, abbiamo la Ragioneria Generale dello Stato. Perché dobbiamo fare la spending review? Domandati perché non funzionano gli altri, ma perché ne fai un'altra che non funzionerà mai? La spending review non funzionerà mai. Ma la riduzione delle spese nella pubblica amministrazione lei lo deve fare in modo normativo, con delle leggi, deve andare in Parlamento, non lo può fare dalla sera alla mattina. O lei rientra sui processi e per razionalizzare deve razionalizzare la struttura organizzativa. Se lei prende la difesa, l'organico della difesa, ha lo stesso numero della pianta organica, lo stesso numero che aveva quando c'era la leva obbligatoria. Lei ha 25.000 ufficiali che non comandano nulla. Allora, per ridurre la spesa nella difesa, cosa fa? Non compra più la carta igienica? Deve ripensare al riassetto organizzativo. Quindi uno dei problemi fondamentali di questo paese qual è? Che lei ha una pubblica amministrazione che ha una logica giuridica. Noi abbiamo una cultura giuridica che oggi è lontana anni luce dai problemi reali del paese e pensa che il paese si debba adattare alle loro logiche. L'amministrazione locale ha i problemi davanti, l'amministrazione centrale non sa quali sono. E più cresce la distanza, più questi diventano incapaci di dare le risposte alle amministrazioni locali. Per cui o lei risolve, e ritorniamo al punto precedente, il modello di Stato, per cui alle amministrazioni centrali del compito di indicare delle linee generali e a livello regionale ognuno se le applica per conto suo, ma se lei pretende di governare da Roma, dove ci sono i marziani, le regioni, lei non ce la farà mai.